Un punto di riferimento per gli esperti del settore turistico. Giunto alla sua terza edizione, il Dolomiti Show, la fiera della montagna, tenutasi anche quest'anno all'interno degli spazi di Longarone Fiere, si è presentato in una veste rinnovata e ampliata. La rassegna tradizionale infatti è stata integrata dagli eventi Oreca rivolte agli operatori della ristorazione e anche dell'outdoor, dedicato agli sport di montagna. Obiettivo dell'evento: promuovere una montagna da vivere tutto l'anno nelle sue più varie sfaccettature. Sicuramente Longarone è il posto ideale per poter amalgamare tutte le anime che sono interessate alla montagna, sia come operatori che come usufruitori. Di conseguenza è il posto ideale per espletare questo momento di aggregazione. Quello che ci fa molto piacere è che la Regione Veneto, anche qui in tempi non sospetti, ha creduto in questi progetti, ci sostiene perché è fondamentale per noi avere questo supporto. Un territorio, quello bellunese, non privo di criticità, ma che vuole crescere e diventare un punto di riferimento regionale. L'area delle Dolomiti sta crescendo bene, ha avuto un periodo d'oro molti anni fa, poi era calata. Oggi stiamo ripartendo bene con tante iniziative. Abbiamo voluto inserire anche quello che noi definiamo il By Veneto Montagna, è la seconda edizione che facciamo qui a Longarone. Di solito il By Veneto si fa a Venezia, ma c'è questa sezione dedicata ai pacchetti turistici legati alla montagna con 40 buyers che arrivano da più di 20 paesi e vengono qui esclusivamente per acquistare questo prodotto. La grande occasione allora è rappresentata dai mondiali di sci del 2021 e dalle Olimpiadi invernali del 2026, per i quali sono previsti ingenti investimenti che porteranno benefici importanti a tutto il territorio dolomitico. Questo governo crede profondamente nello sviluppo turistico del nostro paese e affronta tra l'altro in questo territorio due importantissimi avvenimenti: i mondiali 2021 di sci e le Olimpiadi del 2026 insieme a Milano. Tra l'altro abbiamo investito in questo territorio come governo negli ultimi anni ben 300 milioni di euro, in parte le opere finalmente andranno a sbloccarsi con la valutazione impatto ambientali che termina il loro procedimento entro il mese di ottobre, quindi finalmente inizieremo a vedere cantieri aperti e uno sviluppo ancora maggiore. Un polo fieristico, quello di Longarone, pronto a crescere ancora di più grazie al nuovo progetto delle Fiere del Piave in collaborazione con Santa Lucia, San Donà e Godega. 4 poli in un'unica grande visione d'insieme per dar vita ad un unico percorso itinerante che durerà tutto l'anno e di cui beneficerà tutto il territorio, anche dal punto di vista turistico, dalle Dolomiti, già patrimonio UNESCO, fino alle Magie di Venezia, passando per tutto l'asse del Piave. Questo percorso da San Donà a Santa Lucia, a Godega e a Longarone penso che sia fondamentale per cercare di creare delle sinergie che non possono che portare dei benefici. È chiaro che i settori sono diversi, ma penso che solamente attraverso un'unità di intenti si riescano a portare a casa dei risultati concreti per tutte queste aziende, queste manifestazioni che vengono organizzate su questi territori straordinari e che hanno una valenza, penso, oltre a quella veneta.